Rising Storm do Vietnam le sta facendo da Tripwire che con questo titolo ha creato un FPS che va porterà a combattere di giungle, sia come di paesaggi de capane e ai territoris e poi di città, insomma in tutti gli scenari che vest del cinema sul Vietnam. Per giocare in due grandi fazioni che le legate al Vietnam del Sud, che gadeci gli americani, gli australiani e i soldati del Vietnam del Sud. E poi la fazione del Vietnam del Nord che lega i Viet Cong e l'esercito del Vietnam del Nord. A seconda della fazione e dell'esercito catafò, che sarà una selezione di armi che la sarà diversa e una diversa maniera può giocare. Il gioco ha una meccanica molto semplice. Se ti sei Rambo, ti sei doma il bambo. Se ti spara, ti sei al 90% morto. Sia che al dovere il chop sia una pistoletta, sia che ti becca dal culo piuttosto che ti becca dal culo. Che però 10 siu di ferite molto gravi che sapederà ben da prima di dissanguarsi, ma in questo caso quando ti sabentet l'attacco per stesso. Questo realismo arrenta il gioco un fali mal fa perché i giocatori abituati a di FPS un po' più arcade, ma per tutti gli altri ha dato una profondità e spessura al gioco. Il sarà 4 modalità di gioco: Territories, Supremacy, Skirmish e Campagna. Territory è la solita modalità dove una squadra la gade controllare un'area prima di passare a un'altra e una volta che la vostra squadra la porta più giocatori dall'area avversaria che esta la vecchiapada e si passa poi all'area dopo. Nella modalità Supremacy tutte le aree da conquistare sulla mappa è a disposizione di tutti i team e che i gade conquistare e difendile per i di punch. Alla fine della partita la squadra con più punti la ENS. La particolarità di questa modalità è che i vari aree gli è collegate tra di loro e se si rompe il collegamento l'area la resta isolata e la desmette fa punti per la sua squadra. In skirmish i team invece i part con due timer per il respawn e la ENS la squadra che la ciapa a tutti gli obiettivi e l'ultim soldato. La modalità campagna la ga somea a che la semoesta andi other capitoli di questa saga come Red Orchestra Do e Rising Storm. La scelta del team la comporterà fuochi diverse armi, poi diversi sistemi per giocare, perché si sa che All Charlie Alpha Mia Surf malgagna il Napalm. Per cui catafò la fazione del nord o del sud Vietnam la darà diversa profondità strategica al nord gioco. I nord-vietnamiti avranno gli elicotteri e il napalm e ora risponde banda al caposquadra. Ma in compenso i pederasca di tunnel per il respawn, buttare gli elicotteri con gli RPG e piazzare di trappole e poi di altre robe. In compenso però il gioco resta bilanciato sia che si giochi nella giungla sia che invece si spara in di città. I mappe che non giocherà è facile per una massa di 64 giocatori. La community però l'ha modato il gioco e che poi di server che passa i 100 persone. La community è poi importante per la questione di mappe di questo gioco che di base gli è gnatate. Un lavoro da segnalare è il comparto grafico che per vesmia gioco di AAA ha un aspetto generale di ambientazione che la mia fa male, sia come design che come qualità di texture in generale. Però se sotto l'aspetto della texture va a avere bella vegetazione, questa ogni età la perde di qualità, specialmente a certi tipi di piante. In generale, questo titolo è consigliato agli amanti di titoli della saga Red Orchestra e Rising Storm e agli appassionati di FPS Tactics. E a chi il prova un FPS che è un po' diverso di Solec, titoli famosi, e a chi che capisce paga poco. Insomma, Bergen Boys approves.